turista tedesca di 30 anni è stata coltellata da uno sconosciuto travisato da un casco. Paura a Sottomarina, la donna è grave in ospedale, il cagnolino sparito, caccia all'uomo da parte dei carabinieri. L'ho vista colpirla più volte, il racconto del testimone che ha assistito all'accoltellamento della turista e ha inseguito lo squilibrato cercando di fermarlo invano. La famiglia di turisti era arrivata a Sottomarina solo domenica, le parole del compagno ancora sotto shock, il sindaco di Chioggia Armelau, inquietante ci sia uno squilibrato libero. Un altro grave infortunio sul lavoro è successo poco dopo le 13 a Santa Maria di Sala, dove un operaio di 50 anni è caduto da un'altezza di diversi metri. Da Palazzo Balbi il presidente Zaia torna a parlare della sua proposta di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi e se non ci sono i soldi, dichiara, li mettiamo noi. Più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza la stabilità delle scuole, ma non basta, restano ancora molti posti vacanti. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Come avete sentito, terrore la notte scorsa a Sottomarina di Chioggia. Una turista tedesca è grave dopo essere stata colpita con almeno 12 coltellate da un uomo col volto travisato da un casco. Non si esclude che si tratti di uno squilibrato del posto ancora in fuga. E caccia l'aggressore che col volto travisato da un casco la scorsa notte verso le 23 a Sottomarina con una violenza inaudita ha sferrato almeno 12 fendenti al volto, al collo e al capo ad una turista tedesca di 30 anni di origine polacca che era a spasso col suo cagnolino lungo viale Vittor Pisani all'angolo con via Vespucci. A salvare la donna un primo testimone chiave, questo cittadino marocchino che nel vederla in pericolo di vita le è corso incontro insieme alla cugina, mettendo in fuga l'aggressore. Vado lui e visto lui vado un coltello. Hai visto l'aggressore col Sì. coltello? Quanto grande era questo coltello? Non sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto il coltello. Aggressore alto e robusto, così dalla descrizione sempre del testimone di origine marocchina, che poi lo avrebbe visto fuggire in sella ad una due rote parcheggiata nella vicina via Vespucci. È apparso una moto. La vittima, ricoverata in terapia intensiva e grave ma non in pericolo di vita, era arrivata dalla Germania da poche ore per una vacanza in famiglia. Alloggiava in un B&B a pochi passi dal luogo dell'aggressione con Michael, il compagno 33enne di lei, e il figlio 13enne di lui, entrambi ancora sotto shock. Non abbiamo sentito niente, stavamo dormendo, abbiamo sentito le sirene di ambulanze e forze dell'ordine e poi siamo andati in ospedale, raccontano. È stato terribile, dicono. Chi invece ha sentito le grida di aiuto della donna è stato il calciatore Alessandro Bellemo, venuto a trovare parte della famiglia. È stato lui insieme al fratello Stefano a chiamare i soccorsi, racconta quest'ultimo. E noi siamo stati lì 2 minuti perché l'ambulanza è arrivata proprio immediatamente insieme anche alle forze dell'ordine. Incredulità, sgomento e terrore qui da parte dei residenti sul luogo in cui è accaduto l'orrore, l'aggressione, all'origine della quale i carabinieri incaricati delle indagini non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto da parte di uno squilibrato. Intanto continua la caccia all'uomo che ha seminato il terrore nel cuore di Sottomarina. E mentre a Sottomarina si continua a cercare il maltese della turista che è scappato durante l'accoltellamento, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, e inquietante ha detto che ci sia uno squilibrato libero. Io ho chiesto di poterla ovviamente andare a trovare a nome mio e a nome della città di Chioggia, anche per esprimere vicinanza, perché Chioggia non è questa, Chioggia non è violenta. E sinceramente non siamo abituati a queste aggressioni di questo tipo, insomma. Quindi appena verrà dimessa, diciamo, dal reparto di terapia intensiva, verrà magari riportata nei reparti
o di chirurgia, vedremo insomma dove verrà collocata e poi andrò sicuramente a trovarla. Il messaggio del sindaco Mauro Armelao, che ringrazia anche il personale sanitario dell'ospedale di Chioggia che si sta prendendo cura della turista accoltellata. Solidarietà estesa anche dal proprietario del B&B preso in affitto dalla famiglia tedesca soltanto poche ore prima del gravissimo episodio di violenza e sangue. Ci eravamo sentiti ieri, erano orati all'1:30 circa, famiglia tranquillissima, all'impressione di brave persone. Questa mattina mi sono un attimo recato al pronto soccorso per sentire come sta, mi hanno tranquillizzato, è in rianimazione, in coma vigile, comunque non dovrebbe avere più alcun problema, insomma, ecco, speriamo. Mentre i carabinieri stanno passando al setaccio tutte le telecamere attorno all'area tra Viale Vittor Pisani e Via Vespucci per stringere il cerchio sull'aggressore, altre telecamere stanno continuando a cercare il piccolo Lucky, il maltese di 11 mesi della turista tedesca scappato dall'accoltellamento. Sono quelle dei droni della SAV, sorveglianza aerea veneta. Il maltese avvistato in un primo momento sul lungomare, poi vicino alle poste di sottomarina, continua a muoversi. Creato pure un gruppo WhatsApp di cittadini e cittadine. La cosa bella è che tutto il paese si sta mobilitando per cercare questo cagnolino, è proprio il cuore grande di Chioggia e Sottomarina. Siamo tutti con la speranza di trovarlo. Ancora un grave infortunio sul lavoro in provincia di Venezia, è successo a Santa Maria di Sala, dove un operaio è caduto da diversi metri di altezza. Incidente sul lavoro a Caselle di Santa Maria di Sala, a 2 passi dal centro commerciale Prisma e dal Mega. Poco dopo le 13, un operaio di circa 50 anni, originario dell'Est Europa, residente da tempo nel veneziano, è caduto al suolo precipitando da un'impalcatura posizionata a una decina di metri d'altezza. È stato soccorso e trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, nel frattempo, sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'ULS3 per verificare la dinamica. Dalle prime informazioni sembra che al momento della caduta l'operaio stesse svolgendo delle operazioni sul tetto di uno stabile. Ogni giorno verifichiamo un bollettino e nel complesso la situazione è intollerabile, il commento della CISL di Venezia. Troppe morti e altrettanti infortuni gravi sul lavoro. Bisogna unire le forze contro una piaga che non può essere sempre fatale. Serve un patto sulla salute e sicurezza che rilanci le ispezioni sui cantieri, la prevenzione e la formazione attraverso una strategia dalle forze sociali. Paura ieri sera per il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, mentre era in sella alla sua bici lungo la strada che collega Jesolo a Cortellazzo, è stato travolto da un furgone. L'autista non si è fermato e ora è caccia al pirata della strada. Un urto violento, la caduta sull'asfalto, l'impatto contro il guardrail. Così Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, è finito in pronto soccorso dopo essere stato investito da un furgone ieri sera mentre pedalava lungo il tratto tra Jesolo e Cortellazzo. Erano le 18:45 di ieri, stavo percorrendo in bicicletta, io sono un amatore della bicicletta e pedalo spesso. Ero in via Colombo a Jesolo, da Jesolo Paese in direzione verso Cortellazzo. Io tenevo rigorosamente la mia destra e un furgone di colore bianco, un furgone commerciale, mi ha urtato il braccio sinistro con lo specchietto e quel colpo mi ha praticamente fatto andare verso il guardrail e da lì sono caduto. E pensandola bene, insomma, e visto anche quello che le notizie che abbiamo di questi giorni, mi è andata bene. Il conducente del furgone non si è fermato, ha tirato dritto lasciando Crosato a terra, dolorante ma cosciente. Il primo cittadino racconta quegli attimi di paura, mista e indignazione. Non ho nulla di rotto se non un insieme di botte. Stamattina sono andato dai carabinieri e ho presentato regolare denuncia. Polizia locale di Jesolo e carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, 2 in particolare, con gli obiettivi puntati proprio nella direzione dell'impatto. Potrebbero avere già individuato furgone e conducente che ha violato il codice della strada omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Rimane la tristezza da una parte, perché comunque poteva fermarsi e osservare il fatto, insomma, e magari prestarmi un minimo di aiuto. Dall'altra parte la fortuna che abbiamo
dei nuovi sistemi tecnologici che ci permettono, perché sono stato avvisato che il veicolo stava arrivando ad alta velocità e proprio poco prima dell'impatto da un sistema della Garmin che appunto mi ha avvisato che arrivava il veicolo. Crosato l'ha letteralmente scampata grazie al radar installato sotto il sellino della bici che avvisa della presenza di veicoli in avvicinamento emettendo più suoni, e dalla fortuna di avere il caschetto. Cosa che non vedo purtroppo spesso, magari ormai vedo tutti i ciclisti amatori che hanno il caschetto, però non lo vedo indossato ad esempio dalle persone comuni che utilizzano la bici per andare a fare la spesa o i bambini per spostarsi. Da Palazzo Balbi il presidente Zaia torna a parlare della proposta di introdurre un braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi e se non ci sono soldi, ha aggiunto, ce li mettiamo noi. Spero che il Parlamento affronti questo tema e che mi sono sentito dire che i braccialetti ce ne sono pochi, li compriamo noi, ci mettiamo a disposizione per fare un progetto sperimentale e mettiamo in scheda anche per i braccialetti. Il presidente Zaia torna a parlare della sua proposta di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, una delle piaghe che affligge Venezia ormai da anni. E se non ci sono i soldi, dice, li mettiamo noi. Giriamo col ring, con l'anello che ci dà tutti i dati biologici del nostro, tutti i dati riguardanti il nostro stato di salute. Abbiamo nuove tecnologie che ci aiutano a fare tutto, non compreranno a comprare i braccialetti, li compreranno gli enti locali. Guarda, i sindaci sono felici di queste robe. Lo strumento, continua Zaia, è basato sulla georeferenziazione. Potrebbe segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto, per proteggere Venezia e i turisti. Il braccialetto elettronico per il borseggiatore significa sapere dov'è, perché è georeferenziato, fargli il DASPO per evitargli di andare nelle zone dove lui non deve andare, perché se uno ha come attività rubare, di certo non può andare in mezzo a luoghi affollati, in piazze affollate, dove sai che comunemente va a rubare. Domani a Mestre un presidio per salvare il locale ai Folli di via Querini, un'iniziativa che è nata attraverso i social da diversi sostenitori del locale. Presidio mercoledì sera dalle 19 davanti al locale Ai Folli in via Querini a Mestre contro l'ordinanza del sindaco Brugnaro che ne impone la chiusura alle 23 in contrasto con la licenza che consente l'attività fino alle 6 del mattino. I titolari de Ai Folli si sono rivolti pure al loro legale di fiducia Matteo D'Angelo. E oggi stanno vivendo una situazione che li sta mettendo prossimi alla chiusura. Perché? Perché loro fanno il 95% del fatturato da mezzanotte alle 4 di mattina. Un'ordinanza sindacale che autorizza loro asseritamente a esercitare l'attività dalle 6 di mattina alle 23, di fatto è un'ordinanza quasi del tutto nulla, perché la SCIA e la licenza permette loro di operare dalle 18. Quindi di fatto loro possono operare solo dalle 18 alle 23, il termine che il sindaco ha dato loro per operare, senza dare alcuna possibilità di consegnare a domicilio e di effettuare l'asporto. Sono più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza la stabilità delle scuole, ma non basta perché restano ancora molti posti vacanti. Via l'anno scolastico con 4.020 nuovi insegnanti di ruolo. Un grande lavoro, come ricorda il direttore generale Marco Bussetti, quello compiuto dagli uffici dell'ufficio scolastico per il Veneto. Si procede spediti sulla via della stabilizzazione del personale nelle scuole, anche se restano delle criticità importanti. Tra i nuovi assunti, 950 docenti di sostegno e 990 del personale ATA. In servizio anche 21 dirigenti scolastici, riducendo a sole 18 le reggenze su posti vacanti. Novità storica per gli insegnanti di religione. Dopo circa 20 anni sono 491 le assunzioni, con le diocesi di Padova, Vicenza e Verona, oltre quota 100 ciascuna. Ma rimane un forte bisogno di docenti in alcuni dei settori chiave. Ancora 97 cattedre scoperte nella primaria, 115 nelle secondarie per le materie letterarie e posti vacanti anche in matematica, informatica, scienze naturali, chimica e biologia. Un bilancio complessivo positivo che segna un passo avanti verso la stabilità del personale scolastico veneto.
Ed ora la mostra del cinema A House of Dynamite della regista Catherine Bigelow porta al Lido un thriller geopolitico ed una riflessione sulla fragilità del mondo contemporaneo. Sbarca a Venezia la mostra La minaccia globale della guerra atomica nell'intenso thriller geopolitico A House of Dynamite, una produzione statunitense che racconta il mondo come una casa di dinamite e ripercorre i minuti che precedono la scelta di un ipotetico presidente USA in risposta ad un potenziale attacco atomico. Così lo sceneggiatore racconta la genesi del film. È stata una collaborazione straordinaria sin dal primo giorno. Una delle cose che rende Catherine una persona, una regista straordinaria, è il suo impegno verso l'autenticità e sin dall'inizio il suo mandato è stato: cerchiamo di scoprire come succederebbe, che cosa succederebbe, portiamo le persone in queste stanze dove le decisioni verrebbero prese e vediamo come si evolvono le cose. Quindi abbiamo raccontato la storia assieme. La regista Catherine Bigelow, tra le star più attese di questa mostra, nel film fa vedere la potenziale fragilità e l'isolamento anche dei sistemi più sofisticati innanzi alla minaccia atomica. Una riflessione importante e potente. La sceneggiatura è il risultato di conversazioni con le persone che in quelle stanze siedono. È un'evidenza, come dice lei, forse di un approccio isolazionista. È bene esserne consapevoli ed è bene sottolinearlo. Era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale di Venezia. Dopo di noi le previsioni del tempo, quindi il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito e arrivederci.